Rigorosamente live su BHTV. Benvenuti ragazzi, amici appassionati di sport e non solo, anche tifosi dei Madrax questo pomeriggio qui a Butrio per il big match del campionato di Serie A di Powerchair Hockey, e a me fa molto piacere, sono anche orgoglioso di potervi raccontare questa sfida che vede di fronte le bisce friulane con i classici colori nero-verdi opposti, niente po' di meno che ai campioni d'Italia dei Black Lions di Venezia. E io rompo subito gli indugi e do il benvenuto in telecronaca. Anche qui è un onore per me poterla commentare assieme a Saul Vadalà. Buongiorno Saul. Buongiorno a tutti, grazie, benvenuti. Oggi grande partita, vedo un sacco di gente qui sugli spalti, sarà uno spettacolo grandissimo. Prima partita in casa per i Madrax e sicuramente vorranno onorare questo match inaugurale in casa contro i campioni d'Italia. Per chi non conoscesse Saul Vadalà, bisogna dire che sei colui che ha portato l'Italia in vetta al mondo nel campionato mondiale che si è tenuto a Lignano lo scorso anno, e quindi sei ancora campione, il CT campione in carica. Sì, allora, il CT non più, nel senso che ho dato le dimissioni a novembre dopo 5 anni di... Guarda, finché il tuo successore non vince un campionato del mondo sei ancora tu. Sì, esatto, comunque sì, siamo ancora campioni in carica, è stata un'esperienza incredibile quella dei mondiali a Lignano in casa, seguita anche lì da tantissimi tifosi che ci hanno veramente sostenuto in tutte le partite durante tutta la manifestazione. E adesso inizia un nuovo percorso con una parte dello staff che avevamo prima e con uno dei ragazzi che faceva parte della squadra, che è Luca Vittadello, che è diventato il nuovo CT della nazionale, insomma, quindi un modo di proseguire, insomma, quello che si è iniziato 5 anni fa e che continua, insomma, con buoni propositi. Ambiente pazzesco a Butrio, pienissimo l'impianto di Via Lungoroggia. Si procederà ora alla presentazione delle squadre, addirittura musica dal vivo con i ragazzi del gruppo Flames. Ci sono un sacco di giocatori anche di interesse nazionale, 2 su tutti, il capitano dei Black Lions, Jon Jignea, che è stato uno degli alfieri azzurri in quel di Lignano, e dall'altra parte il bomber Claudio Comino, che ci ha promesso che almeno un gol oggi ce lo segna e ce lo dedica. Adesso voglio capire se Claudio sarà di parola oppure no, ma di solito lui segna. Sì. Il bomber fino ad ora ha fatto 14 gol in campionato, insomma, in queste prime partite. L'ho visto dopo i mondiali, sicuramente in forma, è il condottiero di questa squadra, la sta portando per mano a ottenere grandi risultati. Quindi dopo la salvezza dell'anno scorso, quest'anno già 6 punti in classifica, sicuramente possono puntare ad arrivare alle finali di maggio a Lignano. Ricordiamo anche la classifica, mentre Ivan Minigutti, il coach dei Madrax, sta parlando. Ricordiamola la classifica che vede davanti Monza con 9 punti in 4 giornate di campionato, 4 partite, Venezia 2 partite e 6 punti con un differenziale di reti di +3. Al terzo posto ci sono i Madrax con 6 punti in 4 partite, poi Genova 3 punti in 3 partite, Varese 3 punti in 3 partite, e chiude la graduatoria Torino che ha 0 punti con 2 partite. Questo è l'esordio casalingo, come diceva Saul, per i Madrax. Obbligatorio prima di cominciare anche un pensiero affettuosissimo a Alessio Ciccio Moro, che era una delle anime dei Madrax, che purtroppo ci ha lasciati un paio di mesi fa, e anche dedicata a Ciccio Moro i Madrax vogliono oggi regalare una prestazione importante al cospetto di una Venezia che in realtà è un nudo compressore, Saul. Allora i punti in classifica per Venezia sono 9 perché si è aggiunta la vittoria di Varese di domenica scorsa, e quindi sono a pari merito in classifica con Monza, che ha una partita in più però e che è stata battuta da Venezia. Venezia viene da 2 campionati vinti e da una finale persa, quindi gli ultimi 3 anni sicuramente ad altissimo livello. Non perde da non so quante partite, e quindi sicuramente per la formazione udinese sarà ardua, però ripeto, vedo grande concentrazione negli occhi dei ragazzi neroverdi, quindi
sicuramente i Black Lions avranno una partita dura davanti a loro. Ed eccolo il ricordo di Alessio Ciccio Molo al pubblico di Butrio e ai tifosi appassionati in diretta su BHTV. Hashtag totalmente dipendente. Il nero-verde che si alza idealmente al cielo in ricordo del grande Alessio Ciccio Molo, il suo numero 27 rimarrà nella storia dei Madrax e d'ora in avanti, come promesso da Ivan Minigutti, l'allenatore e nonché anche Deus Ex Machina dei Madrax, d'ora in avanti le vittorie delle Bisce friulane saranno dedicate al guerriero di San Giorgio di Nogaro, Alessio Molo. I genitori, la sorella sono venuti a recuperare, a prendere dalle mani di Ivan Minigutti la targa in ricordo. Presentazione delle squadre, abbiamo i roster, andiamo con i Black Lions Venezia, credo, per si parte dagli ospiti. Il numero 1 è Claudio Salvo, il numero 6 è Sauro Corò, il numero 7 Patrick Granzotto, il numero 10 è capitano Jon Gignea, il numero 13 Manuel Giuse, il numero 17 Emanuele Cibin, il numero 24 Ilaria Di Ruzza, il numero 22 Simone Lanzato, il numero 42 Alessandro Franzò, il numero 58 Matteo Pagano e il numero 95 Matteo Damian. Il coach è Sauro Corò, che è il numero 6 e fa da allenatore e giocatore. Giocatore allenatore ormai da 3 anni. Sauro, insomma, è colui che ha fondato la squadra insieme al team manager Andrea Piccillo e insomma sta portando questa squadra comunque ad avere molto successo, 2 vittorie ricordiamo appunto negli ultimi 2 campionati, ma al di là di questo comunque è una rosa di giocatori ampia e che si è allargata nel tempo, ha dato vita anche ad altre squadre come appunto i Treviso Bulls. E allora il momento è arrivato per i Madrax, il numero 9 la capitana Benedetta De Cecco, il numero 3 è il bomber, il Divin Comino, Claudio Comino, i suoi tifosi, un po' di trash talking anche ho visto lì tra Claudio. Sì, là qualcosa si sono detti dopo un mondiale assieme, dopo tante convocazioni assieme
questi ragazzi si conoscono molto molto bene, la parola in più c'è sempre e secondo me anche un po' di sfida dentro e fuori dal campo. È giusto che sia così. Proseguiamo con i Madrax. Il numero 4 era il capitano coach Ivan Minigutti, il numero 7 Gabriele Turcutti, il numero 10 Diego Leo Masoli, il numero 11 Samuele Marcon, il numero 12 Simon Manfredi, il numero 15 Giulia Burtone e il numero 20 Marius Beccariu. E quindi Turcutti, Minigutti, Masoli, Marcon, Manfredi, De Cecco, Comino, Burtone, Beccariu sono i magnifici Madrax che oggi sfidano la capolista campione d'Italia in carica Black Lions Venezia. Madrax reduci da un'ottima vittoria a Genova, dove appunto in porta aveva giocato Gabriele Turcutti disputando un'ottima partita. Oggi tra i pali rientra Marius con la sua maglia arancione, quindi vedremo, siamo curiosi di vedere come si schiereranno inizialmente le due formazioni. Esaudite anche le fasi di presentazione. Ora tocca il sorteggio per stabilire chi dovrà avere il primo possesso di questa sfida. Vi ricordo che si gioca sulla distanza dei 4 tempi da 10 minuti effettivi, quindi un po' come nel basket, quindi la regola sulle tempistiche di gioco è la stessa. Due arbitri che sono i signori Sacilotto e Toldo, quindi due arbitri friulani della zona. Sì, arbitri di tutto rispetto, molta esperienza. Toldo anche a livello internazionale. Lui non è stato presente ai mondiali, ma ha disputato l'europeo in Olanda, arbitrando anche molto bene a detta degli addetti ai lavori. Vediamo un attimo le formazioni, quindi titolari per Udine, vediamo Marius, Samuele, Gabriele Turcutti, Diego Masoli e il bomber Comino, quindi 3 mazze per Udine, 2 mazze invece per Venezia con Granzotto, Claudio Salvo e i 2 stick Ilaria Di Ruzza, Alessandro Franzò, in porta Simone Ranzato. È iniziata la partita, ricordiamo anche la differenza proprio nei ruoli in campo tra chi ha la mazza e chi invece gioca senza mazza e si occuperà di fare blocchi o comunque di favorire lo sviluppo del gioco di chi può giocare la palla. Chiaro, nelle squadre c'è sempre un playmaker o 2 giocatori con la mazza che possono portare palla e quindi sviluppare il gioco, e dopodiché abbiamo sempre dei giocatori invece con il T-stick cosiddetto, quindi questa paletta di plastica davanti alla carrozzina che consente sì di portare la palla, ma soprattutto di fare dei blocchi, di creare degli spazi per i compagni. Ecco, vediamo adesso Granzotto a metà campo che manovra e cerca uno spazio sulla fascia sinistra. In questo caso cede palla a Claudio Salvo, il numero 1 veneziano, palla in mezzo proprio per Granzotto che si trova davanti a Bercaru, perde palla e sfila Comino che riparte con il suo mancino aiutato dal portiere e da Turcutti. In avanti vediamo Masoli sulla destra e Marcon che ancora viene proprio sulla fascia destra a ricevere forse il passaggio, si libera di un uomo Comino, poi perde palla e perde anche il tempo per un passaggio in avanti. Buono l'intercetto da parte di Claudio Salvo, ora Franzò stoppa la palla per il compagno Granzotto, il tiro dalla distanza quasi da metà campo, ottima la difesa da parte di Turcutti che intercetta la pallina lanciata senza indugi da Granzotto e ha provato subito a sorprendere la squadra di casa. Vediamo ora, passa la metà campo la squadra di casa, ma rientra verso la porta Comino. Molto alto il pressing veneziano con 3 giocatori, Di Ruzza sulla destra
Claudio Salvo e Granzotto. Fischiato ora un fallo per un contrasto irregolare proprio da parte di Claudio Salvo ai danni del numero 3 Comino. Saul, ricordiamo che forse anche per questo che Venezia ha messo solo 2 stick e 3 giocatori, proprio per fare un pressing molto alto, perché è una partita a scacchi quella che sta giocando. Certo, certo. Venezia che può giocare anche con le 3 mazze, ma in questo caso ha scelto di partire in questa maniera e partire con Ilaria Di Ruzza, che è sicuramente molto adatta a un pressing aggressivo. Ora la palla in mezzo e il tiro alto da parte di Granzotto. Buona la difesa da parte dei Madrax. Fallo di Di Ruzza proprio su Comino. Vediamo che invece per Venezia è Alessandro Franzò a giocare da ultimo davanti al portiere Simone Ranzato. Pronto a battere torna in gioco la palla con Comino, che cerca spazio sulla destra, ma è franco bollato da difensori veneziani. Cerca allora cerca spazio in altre tracce. Giocare a power chair hockey, correggimi se sbaglio Saul, è proprio come dicevo prima, una partita a scacchi. Bisogna saper vedere non solo il primo eventuale sviluppo dell'azione, ma soprattutto il successivo, no? Perché è quello che fa la differenza. Si cerca sempre di avere un tempo di gioco in anticipo proprio per sviluppare l'azione offensiva. Ottimo ora il passaggio di Comino, è buono il tiro di Masoli, ma un po' largo sulla destra della porta di Ranzato. Ottima l'azione dei Madrax, che cercano proprio di sviluppare il gioco con Masoli largo a ricevere e Marcon anche i 2 appunto a ricevere la palla. Attenzione, Claudio Salvo pericoloso vicino all'angolo della porta di Bercaru. Alza la testa, ora è bloccato sia da Comino, palla che rimbalza in mezzo, Marius Bercaru cerca di controllarla, la ferma. Ora gli arbitri con la regola dei 3 secondi fischieranno un fallo in favore della squadra di casa. Ottima l'azione appunto di Comino, che alzando la testa ha pescato il suo attaccante Masoli proprio nell'1 contro 1, si è liberato di Franzò, è riuscito a tirare però un po' largo. Partita che è iniziata subito alla grande. Ecco l'azione che dicevamo prima con Masoli largo, tenta di liberarsi di Franzò. Ottima la retromarcia di Masoli, che si libera dell'avversario, alza la testa e la passa indietro al compagno di squadra. Ottima la gestione della palla da parte del numero 10 neroverde, che in retromarcia è riuscito a liberarsi del pressing da parte dei difensori veneziani. Ora Comino pressato dal numero 24 Di Ruzza. Ancora un fallo di Di Ruzza, il secondo, iniziata abbastanza sì, con molta grinta Di Ruzza, alle volte eccede un pochino, già 2 falli per lei, deve stare attenta. Punizione per Udine con Comino, che alza la testa e cerca ancora il proprio compagno. Vedete come a metà campo proprio Masoli sia libero di ricevere e giocarsi l'1 contro 1 con Franzò, che è attento a questa situazione e cerca di accorciare gli spazi proprio per evitare di trovarsi spiazzato sul passaggio. Ancora Comino, che alza la testa, arriva fino a metà campo, poi torna indietro. Eccolo qui il passaggio che arriva, prova Marcon a smarcarsi sull'altra fascia, ma viene seguito da Granzotto. Ora perde palla a Masoli e la riconquista Claudio Salvo. Anch'egli alza la testa e cerca di trovare il proprio compagno di squadra Granzotto, che si libera sulla fascia a sinistra, pronto a ricevere. Ecco il diagonale un po' rischioso, intercettato da Comino, che poteva ripartire in contropiede. Fallo fischiato ancora una volta in favore dei padroni di casa. Partita molto equilibrata. Partita molto equilibrata, il pubblico, il tifo di fede nero-verde si fa sentire. Tanto di tamburi, c'è un ambiente incredibile a spingere i Madrax. Ovviamente anche la spinta che dall'alto arriva da Ciccio Moro, che starà sicuramente godendosi questa partita. Comino incrocia con Masoli, ma viene poi chiuso il movimento. È bello vedere anche magari per chi non ha dimestichezza con il power chair hockey, è bello vedere anche le tracce su cui si muovono i giocatori senza la mazza, mentre quasi il tiro ora di Granzotto, parato ottimamente da Bercaru. Sì, come dicevi tu, appunto gli smarcamenti, quindi tutto il lavoro senza palla fatto
sia dagli stick che dalle mazze. Abbiamo visto come proprio Masoli abbia dato la possibilità di scaricare la palla a Comino. Ora si infiamma la partita con questa occasione per Venezia, ancora Claudio Salvo la mette in mezzo, ma viene intercettata la palla da Marcon, che ora esce proprio con la palla in mano e alza la testa. Vediamo cosa decide di fare Samuele, che si blocca contro la sponda, ma ecco che parte il contropiede con Masoli, tenta il passaggio verso Comino, il tiro e viene respinto da Ranzato, forse anche dal palo, non abbiamo visto bene. Ottimo il contropiede nero-verde. Partita veramente che si è accesa. Siamo a 3 minuti dalla fine, 3 minuti e 20 alla fine del primo quarto. 0-0, ma due occasioni incredibili. Direi palo lì a giudicare, non avevo la visuale corretta, ma credo che il portiere veneziano fosse fuori dalla possibilità di intervento, quindi sfortunato il bomber Comino, che adesso ci riprova. Ricordiamo che queste due formazioni si giocano il passaggio alle finali di maggio. Udine che cercherà di arrivare tra le prime tre proprio per andare alle finali. Sarebbe un risultato storico per questa squadra, che l'anno scorso ha ottenuto la sua prima salvezza, e assieme a loro Monza attualmente seconda in classifica, e dopodiché appunto nel girone A, appunto quello dei Black Lions Venezia e dei Madrax, abbiamo Genova, Varese e Torino, fanalino di coda. Punizione ora per Venezia a metà campo. Si è andato con eccessiva foga Malcon addosso all'avversario, quindi c'è punizione poco oltre la linea di metà campo. Salvo sul punto di battuta, attento anche Turcutti che gioca da ultimo uomo, pronto Comino che stampa la palla sulle ruote del portiere veneziano. Dopo un inizio all'arrembaggio per Venezia, adesso è Udine che ha qualche occasione e in contropiede tentano i Black Lions ancora l'ottima parata di Bercaru, che blocca ancora una volta il tiro di Granzotto. Occasioni da una parte e dall'altra, la partita non si ferma mai, le squadre si stanno affrontando a viso aperto, molto bella la partita così. Ricordiamo anche che per regola in attacco non si può giocare la palla nell'area del portiere. Certo, l'area del portiere è proprietà esclusiva proprio dell'ultimo difensore della squadra, quindi nessuno può entrare, pena il rigore se entra ovviamente il difensore, o pena la punizione invece in favore della squadra che difende se entra un avversario. Abbiamo visto ancora un'ottima parata anche da parte di Ranzato, i due portieri per il momento assoluti protagonisti della partita. Comino in slalom, ha spazio, può guadagnare metri per mettere in condizione Masoli di tentare la stoccata a rete. Ha ancora un errore da parte, è stato bravo il portiere. Beh sì, direi ancora una grande parata, dicevamo portieri protagonisti, e Ranzato si è confermato a 1 minuto e 20 dalla fine. Grande azione ancora in contropiede da parte di Udine, da parte di Madrax, con questo passaggio dalla destra verso sinistra per Masoli, che ha incrociato di rovescio sul primo palo. Ottima la parata, ottima la risposta di Ranzato. Ancora 0-0, 1 minuto alla fine. Grandi occasioni, attenzione, il palo scoperto ora per Udine, la palla in mezzo e la rete per Venezia, 1-0. Buona la combinazione tra Claudio Salvo e Granzotto, che è riuscito a prendere il tempo e lo spazio sul secondo palo alla difesa nero-verde. Saul, disattenzione dei Madrax qui, perché quel lato lì era libero. Sì, si sono concentrati tutti sulla palla che era sul lato destro, il loro lato sinistro difensivo, lasciando completamente libero il lato debole, il lato dove non c'era la palla. Granzotto aspettava lì proprio il passaggio e così è andata a finire l'azione. Si può dire che l'esperienza è assolutamente fondamentale per giocare a questo gioco? Beh, direi sì, qua ci vuole una buona dose di esperienza per saper guidare la carrozzina, per saper trovare i propri compagni, per rispettare la tattica che viene indicata dalla panchina. Insomma, ci sono un sacco di variabili in questo gioco e un sacco di cose da imparare. Devo dire che questi ragazzi sono ad un livello molto molto alto, tutte e due le squadre. Sì, questo per dire che non si improvvisa praticamente nulla, cioè bisogna cimentarsi, bisogna allenarsi, bisogna imparare, bisogna giocare. Assolutamente. Assolutamente, c'è tanta preparazione. Attenzione il tiro da distante di Comino.
Marcon, e ancora la parata di Ranzato, siamo ormai a 5 parate da parte del portiere nero-verde, ricordiamo molto giovane Simone, 14 anni, e ha fatto una serie di parate incredibili. È chiara la tattica di Udine, che vuole sfruttare le sue tre mazze, quindi sta cercando di allargare il gioco e di sfruttare i passaggi molto bene. Tra l'altro finisce il primo quarto 1-0 per Venezia, ma almeno 4 o 5 occasioni limpide per Udine. Bravissimo il portiere Ranzato a tenere la porta chiusa. Proviamo a fare anche, sfruttando la pausa, una panoramica a livello nazionale del Power Chair Hockey. Tu sei stato commissario tecnico, per cui hai la possibilità di una fotografia efficace, efficiente del movimento. In crescita, sto vedendo un sacco di nuove iniziative, con qualche società nuova. C'è la possibilità di dare a questi ragazzi la possibilità di esprimersi attraverso questa disciplina. Certo, credo che anche la vittoria del mondiale, insomma, abbia contribuito a spingere un pochino in più questo sport, che è uno sport dinamico, molto bello. Come dicevi tu prima, ci vuole tanta preparazione, ci si allena molto sulla tattica, sulla tecnica, e effettivamente a vederlo anche dal vivo credo sia uno sport che coinvolge il pubblico, quindi ha la possibilità di essere uno sport che viene seguito. Dal punto di vista appunto della federazione, ci sono una trentina di squadre in tutta Italia, dalla Sicilia fino a Bolzano, e questo conferma il fatto che la federazione comunque, insomma, ha una situazione consolidata, ma che questo sport sta crescendo molto. Bisogna dire, negli ultimi anni proprio è cresciuto il livello delle squadre, soprattutto quelle di alta classifica, quelle che vanno poi dopo a qualificarsi per le finali di Lignano. Anche l'anno scorso abbiamo visto 6 squadre veramente di altissimo livello, e quest'anno se la giocheranno sicuramente. Vediamo anche qua nel girone A queste 3-4 squadre che se la giocano, appunto Venezia, Udine, Monza, la stessa Varese, appunto, e Genova. Sono 4-5 squadre di buonissimo livello, ecco. E dall'altra parte è lo stesso. A me fa piacere poter raccontare questo, anche perché ero a Lignano e ho fatto anche le telecronache del mondiale, e ho fatto dei servizi. Il fatto che il Friuli Venezia Giulia, comunque questo territorio, ospiti queste manifestazioni, al di là della sensibilità che dimostrano le istituzioni locali, significa anche che le strutture sono valide per poter giocare a questo gioco. Certo, ormai questo sport vanta comunque una tradizione più che ventennale, per cui tutte le squadre si sono attrezzate dal punto di vista appunto logistico, quindi il palazzetto con comunque gli spalti, avere comunque dei trasporti per trasportare queste carrozzine da gioco, che comunque sono abbastanza ingombranti, e quindi hanno necessità di avere dei furgoni attrezzati, e la possibilità di girare per tutta Italia per appunto andare a fare delle trasferte impegnative facendo molti chilometri. Insomma, questo è sicuramente una cosa positiva, e che ci fa dire che questo sport può vivere un futuro ancora migliore, perché le basi sono solide proprio per costruire ancora qualcosa in più, aumentare il numero di squadre, aumentare il livello appunto di gioco, e il fatto che appunto ci sia agonismo in campo, che le squadre comunque abbiano voglia di vincere, questo sicuramente dà la possibilità di aumentare appunto l'asticella, quindi di alzarla un pochino, e di creare quindi anche uno sport molto bello da vedere, molto bello da vivere. Tanto per essere così espliciti e chiari, una carrozzina di questo tipo costa dai 15 ai 20.000 euro in base a quello che sono le attrezzature. Poi considera i viaggi, considera tutto, è un'attività dispendiosa. Ecco perché mi fa piacere essere in diretta e raccontarla, proprio perché voglio essere esplicito e dire che c'è bisogno di risorse per questo tipo di iniziative. Sicuramente è uno sport che per quel che riguarda l'attrezzatura, la carrozzina incide moltissimo, appunto come dicevi tu, e le trasferte hanno il loro costo chiaramente, quindi il costo di alloggio, vitto, quindi una stagione per una società implica parecchi costi. È vero che in questi ultimi anni sicuramente questo tipo di sport, come altri sport paralimpici,
stanno suscitando un maggiore interesse. Molte aziende comunque affiancano il loro brand appunto all'immagine di questi ragazzi che sono degli atleti in tutto e per tutto e sono dei campioni, e quindi anche questa è una cosa interessante, il fatto che comunque aziende più o meno importanti affianchino la loro immagine a questo tipo di sport, a questo tipo di realtà. E io voglio essere anche, non dico polemico, ma voglio un po' stuzzicare con i numeri e dire che a livello paralimpico negli ultimi 3 Paralimpiadi abbiamo vinto un numero doppio di medaglie rispetto a quello che abbiamo vinto con gli atleti normodotati, certo, la metto lì. Certo, no, credo che a livello italiano appunto il CIP, quindi il Comitato Italiano Paralimpico, stia facendo un lavoro incredibile da anni e adesso sta raccogliendo i frutti, e continuano a lavorare in questo senso, quindi sulla qualità e su appunto il fatto di non fermarsi mai, quindi questo è importante. Chiaro che dietro a questo ci deve essere anche la risorsa economica, no? Perché quello poi dopo senza quella crolla tutto, però è vero. Ricomincia intanto il gioco con il secondo quarto, sempre 3 mazze per i Madrax, formazione uguale a quelle del secondo quarto. Invariate sia per i padroni di casa sia per gli ospiti, il risultato di 1-0, ricordiamo il gol nel finale proprio di Granzotto. Molte occasioni per i Madrax, ancora la stessa azione di prima con Claudio Salvo che prova a concludere sul palo opposto, ottima questa volta la chiusura di Bercaru che non si fa sorprendere. Prima invece il passaggio in mezzo di Claudio Salvo aveva trovato Granzotto libero che aveva insaccato l'1-0 proprio per la formazione veneziana. E allora vediamo che i Madrax aspettano forse un po' più bassi ora i veneziani. Granzotto in possesso di palla, scarica per Claudio Salvo che alza la testa e cerca uno spazio creatogli proprio da Franzò e da Di Ruzza che gli liberano il lato sinistro. Vediamo se ci sarà il passaggio in mezzo, preferisce tenere palla molto saggiamente Claudio Salvo, ora un po' incastrato lungo la sponda, viene a pressare lo stesso Comino, ma ottima la difesa della palla da parte di Salvo. Comino che si trova un po' fuori posizione, ma ora rientra subito verso la propria difesa. Ecco ancora Claudio Salvo nel suo tipico atteggiamento di slalom, prova a saltare gli avversari ma chiudono bene verso la propria porta. Ottimo lavoro di Salvo che mette in mezzo, Granzotto conquista la palla, prova il rovescio ma esce a lato di un mezzo metro il diagonale del veneziano Granzotto. Vediamo ora Masoli che prova a incrociare per farsi dare palla da Comino, sulla sinistra Marcon, sulla destra numero 10 appunto Masoli, mentre Torcutti che prova a dare fastidio al primo pressing di Claudio Salvo, il diagonale di Comino ancora una volta parato da Granzotto, forse anche alto il tiro. Gli arbitri fanno proseguire il vantaggio per la formazione veneziana. Ci ha provato il Bomber con una Berta da metà campo, lui non è nuovo tra l'altro anche a gol di questo tipo, quindi ci sarebbe esploso il palazzetto. Solita azione veneziana con Salvo che aggira la porta, stavolta la retroguardia dei Madrax è attenta a chiudere il varco. Venezia che tenta molto spesso, esatto, il giro a porta proprio venendo dalla destra, quindi dalla sinistra della difesa udinese, cercando di trovare il secondo palo libero. Ora sembra che la difesa nero-verde abbia capito un po' come bloccare gli avversari e sono riusciti a difendere su tutte e due le occasioni. Ora un fallo fischiato a Udine, sembrava sinceramente il contrario, sembrava che Comino in retromarcia avesse colpito Granzotto. Comunque Toldo fischia in favore di Udine e riprende il gioco. 1-0, 7 minuti e 30 alla fine del secondo quarto. Formazioni ricordiamo con Comino in campo, Marcon e Masoli, mazze per Udine assieme a Torcutti, Stick e Bercaru in porta. Per Venezia abbiamo Claudio Salvo e Granzotto le mazze, mentre Di Ruzza, Franzò e Ranzato gli stick, con Ranzato in porta chiaramente. Vediamo Udine che manovra a metà campo, una fase un po' di studio in questa prima parte del secondo quarto. Ora la palla in possesso di Masoli. Vediamo se scaricherà o se porta palla. Attenzione, perde molto ingenuamente Masoli, credendo di trovare il proprio compagno di squadra. Ora vediamo che la palla sfila e Ranzato la difende in favore del proprio compagno Claudio Salvo. La palla si perde sotto la carrozzina probabilmente di Comino, non vediamo esattamente dove sbucherà, però vediamo Comino molto indaffarato a cercare di trovarla, accerchiato da 3 veneziani, mentre Masoli si libera nella parte opposta del campo. Attenzione,
Ne esce Claudio Salvo con la palla. Ora Granzotto sulla sinistra. Vediamo cosa cercherà Venezia, se cerca di sfondare ancora dalla parte del dritto di Claudio Salvo. Vediamo che appunto Ranzato e Di Ruzza lavorano proprio su quel lato per cercare di dare un po' di spazio al veneziano, che la mette in mezzo, ma viene bloccato il passaggio da parte proprio di Comino. E parte il coro tipico dei Madrax, totalmente dipendente. Saul, dobbiamo considerarli atleti a tutti gli effetti questi ragazzi, no? Perché si allenano e vedevo anche la preparazione della partita, è stata quella proprio. Attenzione intanto, altro gol. La rete di Venezia, palla in mezzo messa da Granzotto e il rovescio di Claudio Salvo, un po' sorpreso qua Comino proprio in centro alla difesa davanti a Bercaru. Time out per Udine. 2-0 a 5 minuti e 40 dalla fine. Sì, come dicevi prima, appunto, grande preparazione. Tutte le squadre di alto livello fanno almeno 2 allenamenti alla settimana, quindi 2 allenamenti infrasettimanali che sicuramente includono sia tecnica ma soprattutto la tattica di gioco per affrontare gli avversari della domenica. Ma anche al mondiale o comunque in previsione di queste partite, infatti anche intanto, sì, intanto ringraziamo anche Mamma De Cecco che ci ha portato i viveri. Non è grappa, vero? Oddio, no, forse non lo so, assaggia e poi vediamo. Dicevamo, si fa anche video per cui si guarda quello che fanno gli avversari, le caratteristiche, proprio questo tipo di lavoro è una cosa normale? Sì, la videoanalisi è molto diffusa in questo gioco e aiuta tantissimo, perché comunque si riesce a proprio vedere e rivedere alcune azioni e alcuni movimenti sia nella fase difensiva che in quella offensiva, oltre a studiare bene gli avversari, quindi capire quali sono magari le azioni tipiche, quali sono appunto le caratteristiche principali degli avversari. Vediamo che Venezia ha cambiato formazione sul 2-0, sono entrati Ion Ignea e il numero 58 Pagano, quindi 3 mazze anche per Venezia. Pagano sostituisce Ranzato e Ignea sostituisce Claudio Salvo, che aveva appena segnato il 2-0. E quindi formazioni speculari a questo punto, con più o meno la stessa idea di gioco. Comino porta avanti la pallina, anche se deve riuscire a liberarsi dalla marcatura che sta proponendo l'area di Ruzza. Comino. Udine nel primo tempo c'era sembrato più frizzante, un po' più spigliata, ora forse ha accusato un po' il colpo dell'1-0, ma attenzione, buono il diagonale per Masoli, vediamo se pescherà Marcon sull'altro lato. Ancora ottima la difesa di Pagano, vediamo sul palo opposto, prova di rovescio Masoli ma non riesce a concludere l'azione. Buona comunque l'azione da parte di Udine, che deve cercare proprio questo, quindi liberare la palla dalla difesa verso Diego o Samuele. Forse un po' egoista in questo caso Masoli, poteva cercare il proprio compagno di squadra nel lato opposto, era pronto per poter ribadire in rete. Ora la palla appunto a Marcon che la ripassa a Masoli, si incastra dietro la porta, vediamo Ignea, gol non valido, viene fischiato da Toldo il fatto che Ignea fosse entrato in area. Ignea non è d'accordo, ma così è, gli arbitri fischiano e annullano la rete del possibile 3-0 per Venezia. Palla persa in maniera un po' ingenua da Udine. Io devo ancora conoscere il momento in cui Ion Ignea è d'accordo con una decisione arbitrale, però. È vero, e con la propria squadra si permette delle proteste che in nazionale non si permetteva e spero non si permetterà. Chissà, forse si sente più in gioco, più responsabile e quindi va direttamente a parlare con l'arbitro. Comunque fatto sta, 2-0 per Venezia, 3 minuti e 50 alla fine del secondo quarto. Venezia che pressa oltre la metà campo cercando di mantenere Udine davanti alla propria porta. Vediamo Marcon che tenta di trovare Comino, perdono la palla i Madrax e ora Ignea manovra sul lato sinistro, si incastra verso il centro in maniera un po' ingenua. Ora alza la testa, vediamo cosa cercherà di fare il numero 10 veneziano in retromarcia con il dritto. Inverte ora e prova a puntare appunto sulla destra, azione tipica fino ad ora, sbuca il passaggio ma Granzotto non riesce a finalizzare. Buona la difesa di Udine, fallo fischiato in favore dei Madrax, ottima
la decisione di Sacilotto. Diego Masoli era stato chiuso da 2 avversari e quindi giustamente viene fischiato il fallo, contropiede che poteva essere pericoloso, quindi chissà, sì, non c'era un fallo pericoloso ma sicuramente intenzionale. Vedremo se gli arbitri intenderanno usare un metro di valutazione un po' più severo con qualche cartellino. Prova al diagonale Comino, intercettato da Pagano, ricordiamo è entrato al posto di Franzò. Scambiano la palla le 2 playmaker, diciamo a questo punto, di Udine. Bravissimo Masoli a liberarsi di Di Ruzza, il pubblico si infiamma per questa giocata, alza la testa il bomber ma ora spreca tutto con un bruttissimo passaggio in diagonale lungo la metà campo, intercettato da Granzotto. Alti e bassi per il numero 10 neroverde, che comunque dimostra una grande tecnica. Attenzione, fallo fischiato contro Marcon, che sembra essere d'accordo con l'arbitro. Un brutto scontro con Ignea, tutto a posto comunque, nessuno si è fatto nulla. Punizione in favore di Venezia, ricordiamo il risultato 2-0, 2 minuti e 28 alla fine. Si pone in difesa la formazione dei Madrax, battuto da Ignea il calcio di punizione. Sfondo che Benedetta De Cecco sta vestendo il caschetto, quindi presumiamo che ci sarà qualche cambio, forse nel prossimo tempo o addirittura nel finale di questo. In panchina vediamo anche Giorgia Burtone pronta ad entrare. Ora la palla manovrata da Comino sull'angolo di sinistra della propria metà campo, palla che viene intercettata, il rovescio di Ignea, ancora il tiro. Ottimo Bercaru e poi Masoli riesce a sbrogliare la matassa evitando una situazione molto pericolosa. Bravissima la difesa qua di Udine, un po' meno Comino che in un momento di distrazione ha cercato di passare la palla lungo la sponda al compagno, facendosi intercettare la traiettoria da Granzotto. Ed ecco appunto il cambio. E quindi entra Benedetta De Cecco al posto di Marcon, come Saulo aveva anticipato. Adesso anche Benedetta si piazza lì a protezione della porta di Bercaru. Punizione in favore di Venezia. Questo cambio potrebbe far pensare a una minor forza di Udine in campo, ma sicuramente Benedetta assieme a Gabriele e Torcutti possono aiutare l'azione offensiva cercando di far trovare gli spazi ai loro compagni. Vediamo ora Ignea che manovra e proprio Benedetta cerca di rubargli la palla. Molto bravi qui i difensori di Udine, ottima l'azione difensiva. Serve un guizzo in più proprio per i neroverdi per cercare di impensierire la formazione veneziana, che in questo secondo quarto ci è sembrata molto solida. Solo una occasione per i neroverdi. Torna sui suoi passi Granzotto con Masoli che prova a ostruirgli la traiettoria. Allora cambia direzione l'autore del primo gol dei Black Lions di Venezia, Ignea. Allora Masoli in copertura, c'è Comino adesso pronto a scattare in contropiede in caso di recupero da parte dei Madrax, ma Ignea cerca Pertugio, palla nell'area di Bercaru, interviene Masoli, bravo. Bercaru perde palla ora Masoli e Venezia rimane ancora in avanti, 30 secondi alla fine del secondo quarto. Prende palla Comino che ora cerca di sbrogliare la situazione, fallo fischiato appunto a Comino per un contrasto irregolare. Venezia ancora pericolosa ora sul dritto appunto di Ignea, che vedete lavora molto spesso in retromarcia proprio per sfruttare il proprio dritto, essendo il rovescio un po' più debole. Eccolo ancora il capitano della formazione arancio-nero-verde. 14 secondi alla fine, andremo fino alla sirena credo con questa azione, quindi gestisce palla Ignea, vediamo se cercherà di trovare una soluzione. 4 secondi alla fine, prova ad andare fino in fondo ora Ignea, la mette dietro per Granzotto che aspetta troppo per tirare, si addormenta Granzotto e perde l'occasione di tirare. 2-0 allora alla fine del secondo quarto, si va all'intervallo lungo.
con un risultato che premia la squadra ospite. Dobbiamo dire in questo secondo quarto abbastanza legittimo il vantaggio, mentre nel primo quarto abbiamo visto i Madrax totalmente diversi, molto più pericolosi, con molte occasioni avevano impensierito il portiere veneziano. Vedremo se ci sarà qualche cambio nel terzo quarto. Per il momento bellissima partita comunque. Bellissima partita, ci stiamo divertendo parecchio. Io mentre hanno già iniziato a suonare i Flames, è un po' come la finale del Super Bowl, Super Bowl, no? Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Mi sembra veramente uno spettacolo incredibile. Davvero hanno lasciato nulla di intentato i Madrax per organizzare un pomeriggio di grande festa e soprattutto di grande sport. Io do la linea all'emittente per uno stacco pubblicitario, ci risentiamo tra circa 7-8 minuti per l'inizio del terzo quarto della partita che vede di fronte i Madrax ai Black Lions di Venezia. Vi ricordo il risultato: Venezia 2, Madrax 0 dopo i primi 20 minuti di gioco. Linea a BHTV, ci sentiamo dopo. She took her best shot. She gambled everything. And when the rain dropped, I treaded carefully. And from the west side, I see magnetically. We were a weapon without a theory. Leaving me now forever, ever. You're out of my life for a good night. I've never felt so much better. I've never felt so much better. Torniamo dunque in diretta TV, siamo al termine dell'intervallo, la partita tra Black Lions Venezia e in casa dei Madrax di Udine qui a Butrio. Intanto vi posso garantire che Saul Vallalà è praticamente come Vasco Rossi, ormai la gente viene a chiederti autografi, ancora un po' selfie o qualcosa. No, Diciamo che l'esperienza del mondiale ci ha avvicinati tutti quanti, al di là appunto dei colori della maglia, al di là della città di provenienza, ma ci ha fatto vivere un'esperienza che abbiamo vissuto in maniera intensa tutti assieme. Perché il Power Chair Hockey è una grandissima famiglia, il fatto di poter condividere anche le esperienze è un punto di forza per tutti questi ragazzi che si sentono facenti parte di un gruppo e quindi anche con motivazioni importanti. Assolutamente, sì, devo dire che chi comincia questo sport magari è un po' spaesato all'inizio, deve capire tante cose, deve prendere confidenza con la carrozzina, con la mazza, con questo tipo di pallina, con un gioco molto dinamico, poi crescendo si entra appunto, come dici tu, in una grande famiglia dove comunque ci si conosce quasi tutti proprio praticando i campi e questo è il bello di questo sport qua, sicuramente. Poi dopo ci sono anche tante rivalità, non credere che sia tutto rose e fiori, però è proprio il bello dello sport, quindi che ci sia tanto sentimento, grandi emozioni, tante amicizie che vanno al di là appunto dei colori della maglia e dopo anche della sana rivalità. Sì, no, ma guarda, non hai problemi a convincermi sul fatto che la rivalità sia accesa, anche perché sono dei cagnacci i ragazzi in campo, se possono non rinunciano, non lesinano colpi anche duri, perché l'agonismo è davvero tanto. È appena passata una mazza rotta, vedi, eccola lì. Ecco, proprio a testimonianza che qualche scontro duro c'è sempre. Vediamo di nuovo, torniamo un attimo sulla partita, vediamo che le squadre hanno ricominciato con le stesse formazioni con cui hanno concluso il secondo quarto. 2-0 il punteggio per Venezia, 9 minuti alla fine del terzo quarto, 3 mazze per Venezia, 2 mazze per Udine, difende in retromarcia ora Masoli, molto tenace il giocatore di provenienza argentina, se non sbaglio, vero?
Ecco. Sì, l'argentino me l'hanno presentato anche come rinforzo straniero, come gli stranieri di coppa delle squadre che vanno a giocare. Però insomma è un gran giocatore, cioè si sta dimostrando capace. Assolutamente, io credo che Diego sia... Attenzione intanto il terzo gol di Venezia sulla ribattuta del portiere Bercaru, gol di Ignea, quindi un gol a testa per i bomber veneziani. Ignea, Granzotto e Salvo. Diciamo appunto Masoli in grande crescita in questi anni che l'ho visto in campo. Ora lo vedo tecnicamente molto cresciuto, tatticamente forse ancora deve un po' disciplinarsi un pochino forse, ecco. 8:22 al termine del terzo quarto, quindi è arrivato anche il terzo gol dei Black Lions. Venezia che si confermano squadra di assoluto rango, grande solidità, grande esperienza. Hanno avuto 4 o 5 occasioni per fare gol, ha fatto 3 gol, per cui anche l'efficienza sotto porta dimostra che Venezia merita il titolo di campione d'Italia e si sta confermando tale. Beh, è una squadra che sa sfruttare le proprie occasioni. Secondo me, ecco, Udine avrebbe dovuto sfruttare quel momento iniziale in cui comunque c'era un po' di confusione, un po' anche di così. Ecco, Venezia è tipica per le sue partenze un po' addormentate, diciamo. Però non è riuscita a fare gol, anche per la bravura proprio di Ranzato, che invece era tutt'altro che assoppito. Vediamo ora il contropiede. Sfugge la palla a Masoli, peccato perché poteva partire un contropiede molto pericoloso qui per i neroverdi, che devono riuscire a forzare un pochettino qua la situazione. Secondo me il bomber Comino deve salire un po' in cattedra per cercare di ricucire lo strappo, quindi deve cercare di entrare un po' più in ritmo. L'ho visto un po' estraneo dal gioco, soprattutto nel secondo quarto. Vediamo ora il diagonale per Masoli, prova ad andare a recuperare palla al numero 10 neroverde, ma ottima la chiusura di Pagano e allora riparte Venezia. Saul, può essere che i Madrax abbiano un po' pagato anche l'emozione magari dell'esordio casalingo, perché occhio, attenzione, è entrata la palla, si incastra sotto la carrozzina di Bercaru, è dentro l'area di porta, per cui non può essere giocata. Lui addormenta adesso addormenta per il necessario numero di secondi per, eccolo qua, 3 secondi, e allora la palla adesso viene recuperata dai Madrax. Può essere che stiano pagando un po' l'esordio, l'emozione dell'esordio casalingo. Sicuro, oggi c'è tanta gente, stanno giocando davanti al loro pubblico, sono partiti secondo me concentrati e vogliosi, quindi non ho visto questa emozione. Poi dopo l'1-0 di Venezia si sono un po' sciolti. Peccato perché, ripeto, nel primo quarto Udine ha veramente messo in pericolo i veneziani. Ora vediamo se riescono a trovare un po' il bandolo della matassa la squadra neroverde. Venezia che sta difendendo senza correre grossi pericoli, è quello il discorso. Quindi vediamo ora Ignea a metà campo, chiuso bene da De Cecco. Comino in pressing oltre la metà campo, viene chiuso, palla a Granzotto che cerca di chiudere sul primo palo, ma viene ottimamente difesa la situazione da De Cecco. Palla ancora per Comino, ancora De Cecco che rimette la palla verso l'angolo, scelta strana, però ecco, vediamo, alza la testa Comino, prova a pescare un compagno, vede Masoli, passa la palla, ottimo il passaggio. Vediamo Masoli, cerca di scartare Pagano, prova ancora, ma ottima la chiusura di Ignea, anche se viene fiscato un fallo. Ancora la protesta del numero 10 Ignea, che rischia un cartellino verde. Forse dovrebbe interpretare con più rispetto le decisioni degli arbitri, per quanto non sia d'accordo. Vediamo il portiere Bercaru che batte per Comino, che si gira e prova la rovesciata, diciamo così, ma viene parata da Ignea. Ancora sull'angolo di destra in attacco i Madrax, palla a Masoli che viene pressato molto alto da Ignea. Anche Granzotto si alza, anche di Ruzza. I veneziani hanno deciso di portare un pressing molto alto oggi, pur rischiando qualche contropiede e qualche passaggio filtrante che effettivamente nel primo quarto è riuscito a passare. Ma ora il risultato dice 3-0 per la formazione veneziana.
un gol per tempo per la formazione appunto lagunare, che conduce a 4 minuti e 35 dalla fine del terzo quarto. Udine che non riesce a trovare una situazione per rendersi pericolosa, ma c'è ancora molto tempo comunque. Salvo, se dico che Di Russa sta giocando una partita molto attenta, molto solida, sei d'accordo con me? Assolutamente, dobbiamo mettere l'attenzione proprio sul ruolo degli stick e sul fatto che fanno un grande lavoro, e in particolare Di Russa sia in fase di pressing sia in fase difensiva sta lasciando davvero pochissimo agli avversari. Ottimo il suo lavoro, vedi come bloccano e portano fuori dal gioco in questo caso Comino, che però si trova in possesso della palla, prova il dritto e la palla in rete! Il gol di Comino, era proprio questo quello che ci voleva per i Madrax, un fulmine a ciel sereno nel momento un po' più grigio proprio dei neroverdi, e il gol di dritto da metà campo trova un po' sorpreso forse Ranzato, anche un rimpallo forse sfortunato per il portiere veneziano. Fatto sta che abbiamo un 3-1 e un cambio per Venezia, o un time out, vediamo. Si stanno spiegando intanto Ignea e Ranzato, vedi, stanno cercando di capire dove sia passata la palla. Comunque entra in campo ora Saulo Corò e anche Claudio Salvo. Il pubblico accoglie questo cambio con un po' di sfottò, quindi Mi pare che Salvo Alba abbia le spalle abbastanza larghe per rispondere anche agli sfottò. Claudio Salvo penso sia il giocatore più vincente della storia degli ultimi anni del wheelchair hockey. 2 scudetti con Venezia e i precedenti 3 con Padova. Ecco la palla proprio al giocatore di 2 Carrare, la palla che viene bloccata da Bercaru ottimamente. 3-1, si riaccende qui il pubblico ed era proprio questo che volevamo vedere. E allora stavo chiedendo, infatti, ti stavo dicendo quanto c'è della partita di Di Russa nella prestazione un po' in colore di Comino. Per fortuna che non te l'ho detto, non te l'ho chiesto, perché il bomber mi ha piazzato la Berta da metà campo per gonfiare la rete. È stato bravo a sfruttare un rimpallo incolpevole, direi lì il lavoro in pressing di Ruzza e Pagano. È stato bravo Comino a sfruttare appunto il rimpallo e a decidere di tirare subito. Molto bene, vuol dire che il bomber c'è e allora bisogna stare attenti fino alla fine. Ci prova ancora Claudio. Ecco la mazza di Tricesimo che vede Masoli sul lato di destra. Masoli rientra cercando soluzioni, anzi perde proprio la palla il giocatore argentino, ma interviene ancora Claudio Comino a tentare la sortita. C'è un contatto e quindi un fallo, cartellino verde anche. Direi era più, cioè un contatto veniale, era più cartellino verde quello di prima. Probabilmente sì, sembrava un intervento abbastanza pulito sulla palla, ma l'arbitro Sacilotto ha deciso di punire con un verde proprio perché lì c'era un'occasione da gol, quindi se ha visto fallo giustamente ha dato il verde. Ricordiamo 3-1 il punteggio anche dell'andata tra queste due squadre, però qui manca un tempo e altri 2 minuti e 45 secondi. Crediamo che Udine abbia ancora molto da dire in questa partita. Vediamo Venezia come reagirà al gol che ha accorciato le distanze, quello del 3-1 di Comino. Punizione intanto davanti appunto alla porta veneziana. Comino perde palla ingenuamente ma poi la ritrova subito proprio perché il pressing di Venezia ancora non è stato attuato. Il rovescio improvviso di Comino, la palla non passa, rientra in possesso Ignea. 2 minuti e 20 alla fine del terzo quarto. Prova la finta di passaggio Ignea, va verso il centro, la palla giunge a Corò e ora Masoli prova a portare via la palla al numero 10 della nazionale italiana Ignea, che prova il dritto ma viene bloccato proprio dalla propria compagna di squadra. Venezia che sta pagando un po' di confusione mentale secondo me in questo momento, dovrebbe riordinare un attimino le idee, forse un time out potrebbe essere utile in questo senso, visto che entrambe le squadre possono beneficiare di 2 time out, ma in questo caso, essendo passato quello della prima metà di gioco, Venezia ne dispone soltanto di 1. È stata un po' approssimativa la rimessa in gioco da parte dei Madrax, che avrebbero potuto attendere un posizionamento migliore
delle carrozzine sul terreno di gioco, palla persa dalla formazione friulana che comunque ora prova a ripartire con Comino. Vedi com'è alto appunto il pressing di Venezia, Comino è bravo a liberarsi degli avversari, ora girandosi in retromarcia, Di Ruzza prova a tenere appunto lì il giocatore neroverde che ancora bravissimo in retromarcia, lo spunto di Comino, prova il passaggio per Masoli, grandissima azione, ecco questi sono gli spunti che deve tirar fuori il bomber della nazionale, deve cercare proprio di fare questo, di dare qualcosa in più se vuole portare al risultato la propria squadra. Grandissimo azione in retromarcia del numero 3 neroverde, ancora un verde, questa volta per Di Ruzza. Gli arbitri sono diventati improvvisamente molto severi, forse Venezia deve pensare anche a un cambio in questo caso, avendo 2 verdi in campo, onde evitare di rischiare il giallo, e quindi 2 minuti di sospensione per uno dei 2 giocatori ammoniti che sono Di Ruzza con il numero 24 e Sauro Corò con il numero 6. Punizione per Udine che ha accorciato le distanze e quindi si è portato a soli 2 lunghezze dai veneziani. 1 minuto scarso alla fine del tempo, intercetta Di Ruzza e poi Ignea va a pulire tutto, ma vediamo ottimo il pressing di Masoli, Toldo fischia in favore di Venezia, quindi falloso il pressing del numero 10 neroverde. Venezia che gestirà la palla a 43 secondi dalla fine del terzo quarto. Secondo me era già fallo questo di Comino qui sotto la nostra postazione, alla fine 2 o 3 contatti, il terzo l'hanno fischiato per forza. Sì, certo, Udine giustamente sta cercando di forzare alcune situazioni e quindi di portare via palla. Intanto Claudio Salvo commette un fallo lanciando non solo la mazza ma anche spostando le sponde laterali. Vediamo che se la ridono i giocatori. 32 secondi alla fine del terzo quarto. Udine sul risultato di 1-3, molto distante l'ultimo uomo Ignea dalla linea di pressing. Vediamo come Masoli sia abbastanza libero di ricevere. Ora cerca un corridoio centrale proprio Comino. Masoli chiama palla e prova invece a mettersi in proprio Comino. Ottima la chiusura di Ignea che da ultimo uomo esce e accorcia le distanze. Ottimo il lavoro dell'ultimo veneziano. Ma ora Comino esce ancora con la palla, prova ad affrontarlo lo stesso Ignea, va al giro porta il giocatore dei Madrax, ma buona la chiusura e finisce ora il terzo quarto. 3-1 per Venezia, ma si è riacceso il gioco e sentiamo anche l'entusiasmo sugli spalti. E il gol del bomber tresemano Claudio Comino ha avuto il merito di riaccendere anche il tifo nero-verde. Io vorrei approfittare anche di questa piccola pausa prima dell'inizio dell'ultimo periodo per chiedere a Saul, al di là del titolo mondiale che è il risultato importante, l'eredità che ha adesso il commissario tecnico Vittadello che hai lasciato, a livello tecnico, a livello di numeri, qual è? Credo che la nazionale possa lavorare insomma, su delle buone basi create precedentemente, ma abbia davanti a sé una prospettiva molto importante con dei nuovi giocatori che possono proprio far parte di questa nazionale dovute a una situazione di punteggi che si è venuta a creare proprio esatto, quindi abbiamo la possibilità di vedere all'opera molti giocatori nuovi nell'ambito della nazionale. Il compito di Luca sarà quello di secondo me integrare bene giocatori vecchi, ecco, tra virgolette, con quelli che arriveranno a far parte della nazionale e quindi giocatori nuovi. Penso che la prospettiva sia molto interessante e possiamo vedere una nazionale ad alto livello per i prossimi anni, speriamo molto. Prossimi appuntamenti a stretto giro, quest'anno ci sono gli europei, ci sono? Sì, allora gli europei per il momento la candidatura della Finlandia, quindi di Helsinki, unica candidatura, e quindi sembra che appunto gli europei del 2020 saranno lì. Rientrando in gioco i finlandesi da padroni di casa,
vedremo veramente una situazione con squadre molto forti e una situazione molto equilibrata, cosa che si è già vista al mondiale. Lì avremo appunto una Germania ancora in crescita, una Svizzera che abbiamo già visto ai mondiali molto forte, molto giovane ma con più esperienza. Avremo la Finlandia padrone di casa, avremo l'Italia campione del mondo, l'Olanda che vuole rifarsi, la Danimarca che è arrivata seconda ai mondiali, almeno 6 squadre di altissimo livello, considerando che poi appunto ci sarà il Belgio che ai mondiali sicuramente ha fatto una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni, ma che ha rivoluzionato gran parte della propria squadra, quindi stanno lavorando anche loro per crescere. Credo che saranno degli europei molto interessanti da seguire. Sicuramente non mancheremo di raccontarvi anche l'avvicinamento della squadra nazionale alla rassegna continentale. So che ci state seguendo perché mi stanno arrivando anche tanti messaggi, siamo in diretta su BHTV, per cui mi fa piacere che anche tanti appassionati che di solito questa nostra emittente seguono altri sport, calcio, pallacanestro, piuttosto che ciclismo, piuttosto che altre iniziative. La prima volta che hanno la possibilità di vedere Power Chair Hockey è l'esordio nazionale in diretta su un'emittente televisiva e direi che la partita è spettacolare. Assolutamente, abbiamo visto 4 gol, tante azioni, una partita che nell'ultimo quarto sarà molto emozionante proprio perché Udine cercherà di sbilanciarsi un pochettino di più per cercare di accorciare le distanze e devo dire che essere in diretta TV la domenica pomeriggio è una cosa bellissima per questo sport e per quello che rappresenta. Ricordo anche per gli appassionati di basket friulani, la GSA Udine ha perso in quel di Roseto nel lunch match delle 12:30, l'Udinese Calcio invece ha rinviato la partita contro la Lazio, quindi c'è possibilità oggi solo ed esclusivamente Madrax. Bene. Per gli sportivi friulani. Possiamo concentrarci allora su questo big match, assolutamente. Questa è la quinta partita per i friulani, quindi un po' al giro di boa, visto che saranno 10 poi le partite in tutto alla fine del girone. Direi che con 6 punti in classifica per il momento se la giocano, però questa è già la partita di ritorno con Venezia, d'accordo? Quindi comunque hanno delle partite sicuramente un po' più alla portata di questa, anche se dobbiamo dire che Udine se la sta giocando e sono sicuro che farà di tutto per cercare il pareggio nell'ultimo quarto. Venezia, come hai visto, soffre di qualche momento di amnesia, quindi quando ha questi cali, secondo me Udine può sfruttarli proprio per cercare di sorprenderli e accorciare quindi il punteggio. Rientrano in campo le formazioni. Udine ripresenta il numero 11 Marcon come mazza, come sticker. C'è anche la Buttone, Giulia Buttone fa il suo esordio in questa sfida con Benedetta De Cecco. C'è Bercario in porta e il bomber Comino, 2 mazze, mentre sono 3 le mazze per Venezia, che conferma Franzò, è entrato Franzò al posto di Diruzza, che avendo preso un cartellino verde giustamente viene relegata, diciamo, in panchina per sicurezza. È entrato il numero 15 Giorgia Burtone, molto interessante il suo lavoro da stick fino a questo momento nelle partite che abbiamo visto finora. Sicuramente una giocatrice molto determinata, molto vogliosa in campo. Vediamo Corò che contesta la palla a Marcon e la dà in sicurezza indietro al proprio capitano numero 10 Ion Ignea, che va sul rovescio, viene chiuso da Marcon, prova il giro porta, si chiude la palla verso il centro, prova ora Claudio Salvo il tiro, vediamo che viene respinta la palla e ora De Cecco chiude Ignea insieme a Comino proprio sull'angolo del campo, palla in mezzo a Claudio Salvo e la palla in rete, 4-1, molto furbo qui il capitano veneziano che distoglie l'attenzione di tutti richiamando quella dell'arbitro, poi mette palla in mezzo per Claudio Salvo che non ha problemi a scartare il portiere e metterla in rete. 4-1 per Venezia, qualche ingenuità qua in fase difensiva per Udine.
Ci vuole anche la malizia però a questi livelli per fare gol. Bravo, cioè, gli faccio i complimenti. Assolutamente, qua ha fatto veramente un gesto furbo ma regolare assolutamente, richiamando un po' l'attenzione dell'arbitro sul pressing avversario, e dopodiché ha trovato il pertugio per far passare la palla giusta per il proprio compagno, il numero 1 Claudio Salvo, che firma oggi dunque una doppietta. 2-1, 8 minuti e 36 sul cronometro. Vediamo palla manovrata da Comino, che è riuscito a trovare la porta nell'occasione del 3-1 proprio con un dritto da metà campo. Ora prova il rovescio, ma ottima la chiusura di Ignea, che intercetta la traiettoria. Riparte Claudio Salvo, che preferisce manovrare invece che attaccare in verticale la difesa avversaria. La palla in mezzo per Corò, che insacca il gol del 5-1. Buono l'assist di Claudio Salvo, e entra allora nel tabellino anche Sauro Corò. Allora dilaga Venezia, 5-1 il parziale qui a Butrio. I Madrax che adesso operano un cambio, rientra Masoli al posto di Marcon, ruolo massa, quindi proverà a dare una mano a Claudio Comino in fase di proposizione. Complicata adesso per i Madrax la situazione. Sul gol di Comino si era acceso il pubblico nero-verde. Questi 2 gol all'inizio quarto di Venezia hanno di nuovo raffreddato anche l'ambiente qui a Butrio. Il linguaggio del corpo che è in panchina mi sembra quello di una squadra che sta soffrendo. Una doccia fredda un po' questi 2 gol in 2 minuti da parte di Venezia. Samuele si era messo probabilmente in difesa della porta assieme a Marius, ma effettivamente si è trovato un po' spiazzato nel trovarsi anche 3 mazze forti davanti a lui, quindi senza sapere esattamente da dove potesse venire il pericolo, e Venezia è stata brava a sfruttare le proprie potenzialità in questa occasione. È rientrato Masoli, e quindi formazione con di nuovo Comino, Masoli, De Cecco e Burtone. Vediamo se i Madrax riusciranno a reagire a questa situazione, ma riparte il numero 1 Claudio Salvo. Ottima la chiusura proprio di Burtone, che toglie palla al Venezia, ma riconquista ancora una volta Claudio Salvo, che alza la testa, è sull'angolo, viene chiuso da 3 neroverdi, ma vedete che ancora tutti si spostano sulla palla, lasciando sempre qualche mazza veneziana libera. Ancora l'attacco in retromarcia di Ignea, che difende palla, prova ad andare verso la porta, la mette in mezzo per Corò con il diagonale. Ottima la parata di Bercaru. Venezia che ora sta veramente sfruttando tutto il suo potenziale, e i padroni di casa si trovano un po' in confusione, non sapendo da dove possa arrivare effettivamente il pericolo. Gestisce palla ancora Ignea sul dritto in retromarcia, prova De Cecco a contrastarlo, poi Burtone chiude il palo assieme a Bercaru, cerca di far passare la palla ugualmente. Ignea riconquista palla Masoli, che cerca di scartare Claudio Salvo, ma difende il giocatore di provenienza padovana, e riparte con la palla in mano proprio Salvo, che passa sulla destra a Ignea, sul dritto ancora palla indietro a Salvo, tenta il diagonale Salvo, ma alza la palla e sfila anche distante un paio di metri dalla porta di Bercaru. Tiro impreciso da parte di Salvo, deve decidere Sacilotto, ma sembra indeciso. Palla nero-verde a quanto sembra. In panchina per Venezia, non entrati in campo, il numero 13 Manuel Giuge, sì, poi il secondo portiere Cibin e il numero 95 Damian, mentre per la panchina dei Madrax il numero 12 Manfredi è l'unico a non essere entrato fino a questo momento. 5-1 il punteggio, 6 minuti ancora sul cronometro. Ecco che entra appunto Giuge al posto di Claudio Salvo, e Cibin che entra al posto di Ranzato, applaudito anche dal pubblico locale. Emanuele Cibin ha fatto il suo esordio in campionato contro Monza, trovando non poche difficoltà contro un bomber come Muratore. Effettivamente è stato un esordio di fuoco per lui,
Vediamo allora Giuge ultimo e un muro a 3 con Ygnea, Franzò e Corò. Palla Masoli con Comino prova a uscire dalla morsa degli stickers veneziani. Ciao, adesso se tu fossi sulla panchina dei Madrax, se tu fossi Ivan Minigutti, cosa diresti ai ragazzi? Beh, alzerei sicuramente un po' di più il pressing, cercando di andare a rubare palla subito. Quello sicuramente. Ci vuole un po' più di aggressività in queste situazioni di svantaggio, però è chiaro che quei 2 gol a inizio del quarto quarto hanno confuso un po' le idee al mister friulano. Effettivamente Venezia ha tanta forza in campo e anche tanta qualità. La girata di Ygnea che non viene sfruttata da Giuge. Credo che in questa situazione qua, dove l'unico a poter portare palla è appunto Ygnea, credo che Udine potrebbe pressare molto di più. Prima, sai, con in campo anche Claudio Salvo, la situazione era diversa. Ecco, vedi, adesso dovrebbe proprio alzarsi un po' di più Udine in questo momento qua e non aspettare in difesa con un pressing 2-2 che crea molta distanza tra la difesa e la linea di pressing. Palla a Corò che alza la testa, la mette in mezzo per Giuge. Ancora palla per Ygnea, 4 minuti e mezzo sul cronometro. Il filtrante di Ygnea per Corò che prova a metterla a Giuge, che perde palla. De Cecco la riconquista, ma ancora Giuge si fa forse rubare palla, ma invece no, ancora i veneziani in possesso. Ora Masoli ce l'ha sotto, ma non se ne rende conto. Vediamo tutti chiusi nell'angolo. Ancora una volta, vedi, ecco, ora giustamente De Cecco va a posizionarsi in opposizione a Ygnea. Tanto scorre il tempo sul cronometro. 5-1 al punteggio. Sì, siamo già negli ultimi 4 minuti di questa sfida che Venezia sta conducendo, sta portando in porto. 3:48 al termine. Adesso anche i ritmi di gioco sono leggermente calati. Comino nella tonnara lì davanti a Bercariu. Pallone sotto la carrozzina di Burtone. Masoli prova ad uscire, gli dà supporto Comino, ma è chiaro che adesso anche fisicamente sono grossi i veneziani, per cui anche la visuale diventa complicata. Sì, abbastanza. Giuge sicuramente non ha una forza fisica impressionante, ma sicuramente, come dici tu, mettono in campo una bella stazza tutti i veneziani. 3 minuti alla fine del quarto quarto, time out per la panchina di casa. E allora vediamo se cercherà di dare una svolta, quantomeno dal punto di vista tattico, Ivan. Se qualcuno pensasse che sul 5-1 la partita a 3 minuti e 10 è già finita, forse non conosce il power hockey. Assolutamente, assolutamente. Qui è un po' come nel calcetto, si fa presto, il campo è abbastanza corto, basta un tiro da distante, una distrazione, i gol possono venire veramente a ripetizione. Cosa che nel primo quarto veramente poteva succedere, perché ci sono state occasioni a ripetizione per una e per l'altra squadra, ma soprattutto per i Madrax, che nel primo quarto meritavano sicuramente qualcosa in più. Ora a 3 minuti dalla fine forse vediamo se alzeranno un pochino il pressing i neroverdi per cercare di forzare un pochino il gioco. Venezia che sembra abbastanza distesa da appunto il linguaggio del corpo, vediamo tutti sorridere, ma come ricordavi bene tu la partita non è finita, quindi attenzione a calare la concentrazione. Io mi ricordo proprio ai mondiali, un gol contro la Danimarca, proprio a praticamente 2 secondi dalla fine. Sì. Sullo scadere il gol di Ygnea, il gol dell'1-0 proprio sulla sirena, l'1-0. Mi ricordo anche il rigore sbagliato da Comino, i rigori sbagliati da Comino, ma vabbè, quelli ormai sono letteratura, no? Sì, i rigori di Comino sappiamo, no? Lui penso che abbia un 30% realizzativo sui rigori. Sei anche ottimista. Sono generoso, dai. No, ci permettiamo di scherzare con il Bomber che
e tra l'altro anche un ragazzo eccezionale che è capace anche di ridere per queste cose, oltre che essere un gran giocatore, perché ricordiamo è il bomber della nazionale. Assolutamente, gran giocatore in campo, molto freddo, forse appunto questa freddezza gli fa mancare qualche spunto in più. Oggi l'abbiamo visto con qualche buona accelerazione, forse deve fare ancora qualche saltino in più, però lui c'è sempre, ecco, anche i compagni dovrebbero aiutarlo un pochino di più per tirare fuori quel 10-20% che manca a farlo diventare un campione assoluto. Saul, una curiosità, mette attenzione a Masoli e non c'è il tapping anche di Marcon, per cui manca l'opportunità la formazione dei Madrax. Curiosità, c'è la possibilità di rinforzarsi sul mercato, tra virgolette? Ma negli ultimi anni il mercato è stato abbastanza movimentato, il mercato dei giocatori tra le varie squadre. Chiude a gennaio il tesseramento e quindi anche la possibilità di muoversi. Attualmente quindi le squadre sono definite, però solitamente soprattutto le finali di maggio creano sempre nuove situazioni, squadre che cercano di creare contatti con altri giocatori. È entrato intanto Damian per Venezia. Comino intanto cerca Pertugio, viene chiuso da Corò che costringe le bombe. La rete di Comino che sorprende con un giro porta a Venezia, porta a 2 le marcature personali. 1 minuto e 59 alla fine. Occhio a sottovalutare queste situazioni qua. Bisogna stare concentrati fino alla fine sempre. Claudio Comino ce l'aveva promesso e lui è uno di parola, ha detto uno lo segno, ne ha segnati 2, pensa un po'. Sì. Beh, il bomber fino adesso è andato sempre in gol in tutte le partite. Vediamo che ora effettivamente alza un po' il pressing Udine. Dovrebbe forse anche Marcon staccarsi un po' di più dalla metà campo per cercare di chiudere proprio le iniziative veneziane, ma in questo caso vedi solo Ignea porta palla, quindi è abbastanza prevedibile la situazione, quindi si potrebbe veramente pressare un po' di più Venezia, però vediamo che porta palla bene il giocatore veneziano, tenta il rovescio Giuge. 1 minuto e 30 alla fine. Sì, Giuge si è mangiato un'ottima possibilità, bisogna dirlo. Assolutamente. Ora palla a Corò. Giuge era proprio solo davanti al portiere, ha voluto aspettare in retromarcia la palla e tirare di rovescio. Evidentemente preferisce il rovescio al dritto in quel caso là. Vediamo ora Ignea, alza la testa, 1 minuto alla fine, 5-2 il punteggio per Venezia. Attenzione, palla che sbuca, ma viene fiscato il fallo per un contrasto irregolare, chiuso irregolarmente Ignea, che ha cercato di passare veramente dove c'era poco spazio, quindi al limite questo fallo tra un fallo della difesa e uno sfondamento in attacco. Borderline, l'arbitro Toldo ha assegnato il possesso ai Black Lions, adesso nell'errore di Ignea, prova ad approfittarne Masoli che vince un contrasto. Comino davanti alla porta veneziana, occhio al bomber, Ignea lo ferma. Ecco, adesso ha avuto qualche occasione effettivamente Udine di portare a 3 le marcature, ha difeso bene Ignea in questo caso, la palla che sbuca ancora una volta, Masoli entra in possesso palla, prova la rovesciata, ottimo il gol di Comino a 20 secondi dalla fine. Venezia che ha sicuramente spento l'interruttore un po' troppo presto. Tanti cambi anche per i lagunari con l'esordiente Damian in campo. Effettivamente Venezia dovrebbe gestire la palla, mancano 20 secondi, vediamo cosa cercherà di fare Udine. Alza il pressing con Masoli, con Comino, con lo stesso Marcon, porta palla ancora Ignea, 12 secondi alla fine e il fallo ora in favore di Venezia. 9 secondi, si riaccende il pubblico di casa, giustamente. Punteggio portato sul 5-3. Sì,
Sì, se vedete le immagini ballare, non è che è la telecamera, cioè siamo sulla tribuna mobile con tutti i tifosi che ci stanno saltando addosso. Qua il pubblico di casa si sta facendo letteralmente ballare. Bene, bene così. Entusiasmo veramente durante tutta la partita. Ora si va alla sirena sul punteggio di 5-3 per Venezia, che porta a casa altri 3 punti. Ottima la partita da parte di Udine. È mancato qualcosina forse proprio per impensierire maggiormente i lagunari, però dobbiamo fare i complimenti a tutte e due le squadre. E io faccio i complimenti a Saul Vadalà per la competenza, la simpatia e anche la verve con cui ci ha accompagnato in questa telecronaca. Magari ci rivediamo da qui a fine stagione, chissà che non riusciamo a fare qualcos'altro. Udine ha il vantaggio di giocare altre 4 partite in casa, la prossima va fuori a Varese e poi avrà un filotto di partite casalinghe che mi auguro per loro li possa portare alle finali di Lignano. Se avrete voglia di rincontrarci io sarò ben lieto di essere vostro ospite. Grazie mille a Saul Vadalà e di nuovo complimenti, ricordiamolo, il commissario tecnico dell'Italia che ha vinto il campionato del mondo a Lignano nel 2018 con il Bomber Comino tra gli altri, protagonista in quella meravigliosa cavalcata azzurra. Finito dunque 5-3 l'incontro con la vittoria dei Black Lions Venezia sui Madrax di Udine. Comunque è una festa, Madrax forse un po' delusi dal risultato, ma hanno dimostrato nel primo quarto e nel finale di partita di poter competere contro la squadra campione d'Italia, l'imbattuta formazione dei Black Lions. A questo punto non mi resta altro che ringraziare Alberto per le immagini che vi sono arrivate da Butrio e restituisco la linea all'emittente ricordandovi il finale: Black Lions Venezia 5 Madrax 3. A risentirci e arrivederci sempre e rigorosamente live su BHTV.